Cari amici di Friulando, oggi Friulando vi porta a San Daniele del Friuli, presso il prosciuttificio artigianale Coradazzi, un'eccellenza del nostro territorio. Sono in compagnia di Angelo, titolare del prosciuttificio, appunto artigianale Coradazzi, a cui chiederò un po' di presentare questa azienda, un'azienda storica del Friuli Venezia Giulia. Caro Angelo, parlaci un po' della tua azienda. La nostra è un'azienda artigianale che è nata nel 1976, adesso con mio nipote siamo arrivati alla terza generazione, mantenendo sempre quella che è la peculiarità che ci rappresenta proprio della artigianalità dell'azienda familiare, in cui ogni prosciutto viene curato con la massima attenzione per fare un prodotto che sia proprio un prodotto d'eccellenza e che si faccia riconoscere nel mondo e ci faccia un buon nome, insomma. Per quanto poi ovviamente San Daniele sia simbolo del prosciutto, come mai proprio ha deciso di mantenere l'artigianalità e soprattutto comunque di rimanere in questo territorio? Ma rimanere in questo territorio è un obbligo, perché il prosciutto di San Daniele si fa soltanto qua e da nessun'altra parte. Abbiamo deciso di mantenere questa artigianalità familiare della nostra azienda, perché è quello che noi sentiamo, io e mia sorella, ed è quello che penso rappresenti il nostro modo di essere. Pochi prosciutti, ma fatti nel migliore dei modi. Quindi parliamo comunque sempre di il concetto di famiglia è molto forte, radicato in voi, quindi volevo anche un po' capire se dovesse presentarsi, per chi non dovesse conoscerla, chi è Angelo? Ma Angelo è quello che fa i prosciutti, quello che cura tutta la lavorazione dal momento dell'acquisto della materia prima fino a quella che è la vendita di quello che poi noi facciamo giornalmente tutti i giorni dell'anno. Per cui quello che segue passo passo ogni prosciutto da quando arriva presso la nostra azienda fino a quando è venduto alla fine della stagionatura, che nel nostro caso non è mai inferiore ai 16 mesi. Quindi Angelo, se dovessi spiegarci un po' com'è il San Daniele, quali sono le sue caratteristiche, che cosa diresti a chi ci sta ascoltando? Ma in maniera molto semplice il fatto che è un prodotto completamente italiano, perché si parte da una materia prima che è di un animale nato allevato in Italia, i pochi ingredienti che lo compongono, perché il prosciutto di San Daniele è fatto solo dalla carne selezionata di suini italiani e da sale marino italiano anche quello, per cui meno di così direi è difficile trovare un prodotto con meno ingredienti. E qui tra l'altro parliamo anche appunto di un prosciutto artigianale, che cosa significa artigianato, prosciutto artigianale a San Daniele? Ecco, sicuramente l'accuratezza e l'attenzione nelle lavorazioni, che nel nostro caso sono ancora fatte tutte quante a mano da nostri dipendenti, e poi anche il saper sfruttare quello che è il microclima unico di San Daniele, aprendo e chiudendo le finestre nei saloni di stagionatura e nella cantina in cui ci troviamo anche in questo momento, quando le condizioni sono quelle giuste, utilizzando così proprio questo microclima unico, queste umidità, queste temperature che si creano presso la nostra azienda nel comune di San Daniele e che rendono ogni azienda unica, perché in ogni azienda si creano dei profumi, degli aromi che la contraddistinguono. E poi parliamo anche di riconoscimento, giusto, del prosciutto. Come si riconosce un prosciutto di questo? La cosa più semplice è guardare che ci sia il marchio di San Daniele, e questo è sinonimo proprio di un prosciutto che è stato fatto a San Daniele e da nessun'altra parte. Cari amici di Friulando, ora sono in compagnia di Teresa, l'altra anima del prosciuttificio Coradazzi, che tra l'altro mi ha svelato una curiosità sul loro cognome. Se Teresa ce la vuoi dire, sicuramente farà piacere ai nostri ascoltatori. Coradazzi è il cognome di famiglia, un cognome carnico, per cui friulano carnico puro. Coradazzi siamo una famiglia, il prosciuttificio è stato costruito e fondato da nostro padre Rino, che con mia mamma Giovanna sono stati veramente fondatori di questa azienda. Ora io e mio fratello Angelo proseguiamo, lui per quello che è la lavorazione, io quello che è la commercializzazione, e nostro figlio, nostri figli, chi lo sa, forse proseguiranno nel percorso artigianale della produzione del prosciutto crudo di San Daniele.
E dove si può degustare questo prosciutto? Qua siamo all'interno dello shop, sito, ricordiamo, San Daniele del Friuli, ma ci sono anche altre modalità con le quali poter degustare il prosciutto. Certamente il punto vendita all'interno dell'azienda, proprio nel prosciuttificio, è un'occasione per il visitatore, chi è di passaggio, di poter acquistare direttamente il prosciutto nell'azienda. Oppure si può ordinarlo comodamente e farselo recapitare a casa andando sul nostro sito Coradazzi e ordinarlo dallo shop, ma se si vuole degustarlo, perché Certo. come si degusta a San Daniele il prosciutto non si degusterà mai, abbiamo la prosciutteria di proprietà, l'Osteria al Baccaro, che è gestita da mio marito, proprio entrando a San Daniele, e lì potrete degustare il nostro prosciutto e altre specialità, perché è pugliese, mio marito è pugliese, non è friulano doc, ma è pugliese, però la Così. mozzarella di bufala la burrata e saprà deliziarvi con tutte le sue specialità. La qualità c'è sicuramente, questo lo possiamo garantire, Sì. L'ho detto anche il Gambero Rosso se non sbaglio. Con grande sorpresa, perché abbiamo partecipato molto volentieri, ma essendo un pane nel test alla cieca, siamo arrivati primi tra tutti i nostri competitor per il prosciutto disossato stagionato 18 mesi. Siamo arrivati primi e questo conferimento ci ha reso noti anche a chi non ci conosceva finora. E ovviamente questa cosa a noi di Friulando fa piacere, ma ci viene anche normale domandare come mai hai scelto di aderire a questo progetto, a Friulando. Credo che Friulando sia un progetto a divenire che valorizzi quello che è il territorio e le piccole attività, quelle in cui noi crediamo, perché a volte si parla di artigianalità e poi artigianale non è. Noi garantiamo l'artigianalità proprio perché la produzione è limitata, produciamo pochi prosciutti, li selezioniamo, crediamo nel territorio, nella lavorazione e vorremmo che il Friuli ospiti nel modo migliore chi vorrà visitarlo. E che dire, con queste parole al miele ringraziamo Teresa Coradazzi, prosciuttificio Coradazzi, San Daniele del Friuli, venite a trovarli. Vi aspettiamo.